Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 23:10 di giovedì 4 marzo 2021, andiamo a chiudere la nostra pagina informativa di friulitv.net, apriamo subito con la Slovenia e parlando chiaramente del Covid. Con un'ordinanza il governo di Lubiana ha deciso l'introduzione a partire da lunedì prossimo di punti di controllo ai valichi con l'Italia, Austria e Ungheria. I valichi di tipo A, cioè quelli internazionali, saranno operativi 24 su 24, quelli di tipo B, gli ex passaggi di frontiera di seconda categoria, saranno aperti per una parte della giornata, mentre quelli minori, di tipo C, ex agricoli, saranno monitorati con controlli a campione riservati soprattutto ai proprietari di terreni. Per quanto riguarda i transfrontalieri, siano essi studenti o lavoratori, a partire da lunedì 15 marzo dovranno nuovamente esibire all'ingresso in Slovenia un test di negatività non più vecchio di 7 giorni. Tra le altre novità, è stato specificato, non sarà più possibile accorciare la quarantena per chi si reca in Slovenia o non possa esibire una prova di essere stato vaccinato, di aver superato il Covid o un test negativo. L'isolamento potrà essere interrotto sottoponendosi a test dopo 5 giorni dall'inizio della quarantena e non dopo uno come accadeva fino alla giornata odierna. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Udine. Questo pomeriggio si è tenuto a Palazzo d'Aronco un incontro convocato dal sindaco Pietro Fontanini tra l'amministrazione e i rappresentanti delle categorie economiche sul tema della sicurezza in città. Oltre al primo cittadino sono intervenuti gli assessori Alessandro Ciani, Maurizio Franz e Francesca Laudacina, il comandante della polizia locale Eros Del Longo, il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan, il presidente di Confesercenti Udine Marco Zoratti, il presidente provinciale di Confartigianato Graziano Tilatti e il presidente di CNA Udine Luca Tropina. E proprio Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato, interviene dicendo che garantiamo al Comune di Udine e a tutti i soggetti coinvolti la piena collaborazione nostra e degli artigiani friulani per ogni iniziativa volta al miglioramento della sicurezza. Lo ha detto a Palazzo d'Aronco il presidente di Confartigianato Imprese Udine, Graziano Tilatti, che vedete nella telefoto, nel corso dell'incontro convocato dal sindaco Pietro Fontanini a valle della violenta rissa di venerdì scorso. Occorre garantire a cittadini e imprenditori una città sicura e vivibile, una missione di cui dobbiamo farci carico in modo corale. A questo proposito chiederemo subito agli artigiani di segnalare alle associazioni ogni evento o fenomeno di disagio così da consentire un intervento tempestivo da parte delle forze dell'ordine. Esprimiamo infine grande apprezzamento per la decisione di creare un presidio di polizia nella zona della stazione ferroviaria. Restiamo a Udine, ma cambiamo argomento, per dire che l'amministrazione comunale informa che diversi cittadini udinesi nella data odierna hanno segnalato al centralino di Palazzo d'Aronco di aver ricevuto telefonate da parte di sedicenti dipendenti comunali nelle quali venivano richieste informazioni di varia natura.
Si tratta evidentemente di un tentativo di truffa perché nessun dipendente è autorizzato a svolgere ricerche di questo tipo. E adesso andiamo a Trieste, importanti novità per quanto riguarda Porto Vecchio. Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Presidente Fedriga, ha firmato oggi un accordo strategico per la riqualificazione del Porto Vecchio e la Regione Friuli Venezia Giulia riveste un ruolo importantissimo in questo processo. Sì, devo dire che questo accordo a tre con il Comune e l'autorità di sistema portuale è un passaggio fondamentale dove prima gli investimenti in Porto Vecchio di Trieste avvenivano attraverso un ingresso laterale, oggi arrivano attraverso il portone principale, perché grazie all'accordo e grazie al consorzio che verrà creato si riesce finalmente non soltanto a attrarre investimenti, ma anche creare tutta quella struttura affinché si possa promuovere l'investimento in Porto Vecchio, far conoscere Porto Vecchio e attirare ovviamente l'interesse, penso globale, che quest'area merita e sicuramente saprà essere in grado di attrarre. Presidente, la riqualificazione perché è importante per Trieste e la Regione? Il progetto dell'hub regionale in Porto Vecchio permette da una parte un risparmio importante nel medio periodo per la Regione perché è anche un efficientamento dei servizi stessi perché riesce a mettere in contatto varie strutture che oggi non sono insieme. Ottimizza anche ovviamente la spesa per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma soprattutto contribuisce a iniziare un'importante opera di riqualificazione di un'area che se non è il pubblico il primo a scommetterci e crederci, non possiamo pensare che lo sia il privato, pensiamo sia un'area di grande interesse, di grande pregio, che può essere molto attrattiva, oltretutto molto grande, e vogliamo far vedere che il pubblico è il primo a mettere piede e ad andare avanti alla riqualificazione di quest'area. Queste le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Ora la dichiarazione del Presidente della zona dell'Interporto del Porto di Trieste, Zeno D'Agostino. Oggi abbiamo firmato un accordo di programma tra autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Comune di Trieste e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che dà avvio appunto a tutta una serie di elementi, dà l'avvio prima di tutto al consorzio Ursus, quindi al fatto che comunque esiste un soggetto unico che finalmente decide e lavora sul futuro del Porto Vecchio di Trieste. Questo è importantissimo proprio per un lavoro anche di dialettica, di dialogo con quello che è il mercato immobiliare globale che aspira a investimenti di questo tipo. E poi l'altro elemento sono gli elementi di consolidamento della modifica della pianificazione urbanistica che riguarda il Porto Vecchio, che finalmente il Comune è riuscito a realizzare, e quindi anche questo è un grande passo che permetterà lo sviluppo finalmente di questa bellissima parte della città. Ci spostiamo adesso in montagna, per la precisione a Forni di Sopra. Essendo un comune ad impatto zero, Forni di Sopra è considerato un'eccellenza italiana. Come noto, possiamo contare sull'autoproduzione di energia idroelettrica ed una centrale a biomasse che produce il calore distribuito tanto in uffici pubblici che a privati cittadini. I progetti in essere prevedono l'ampliamento del teleriscaldamento nelle vie cittadine, la riduzione del traffico veicolare in centro al paese, l'installazione di pensiline per e-bike e colonnine per la ricarica delle auto elettriche, il rafforzamento dei collegamenti ciclabili al fine di potenziare le offerte per un turismo green e veicolare il nostro messaggio ad un target di turisti rispettosi dei valori che ci contraddistinguono. Queste sono le parole del sindaco Marco Lenna. L'impatto ambientale da salvaguardare è prioritario nei nostri progetti, si sviluppa parallelamente allo sviluppo della montagna fruibile ed attrattiva per il turista. Oggi, dice il sindaco nella nota, abbiamo ricevuto la visita del console generale della Repubblica della Macedonia del Nord, Stojan Vitanov, nominato lo scorso anno dal primo ministro Zaev. Abbiamo visitato l'impianto a biomasse, le principali realizzazioni del comune, nel quadro di un programma volto a identificare e collegare le eccellenze italiane con omologhi macedoni. Ne è nato un obiettivo importante: creare delle sinergie tali da permettere il trasferimento delle nostre esperienze in materia di sviluppo sostenibile in Macedonia del Nord. Per conto, noi diverremmo centro di formazione sia per i dipendenti pubblici stranieri che per gli operatori dei settori interessati.
E torniamo in zona mare, per la precisione a Monfalcone, con l'ultima notizia, poi chiuderemo la nostra pagina informativa. Nella giornata odierna si è svolta nella sede comunale di Monfalcone, alla presenza del sindaco Anna Maria Cesint, la riunione operativa per decidere le modalità di presentazione del progetto di rinnovamento del centro città ai suoi abitanti. Molte le proposte avanzate nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato gli interi preposti, l'ingegnere Englaro, geometra Pinelli, il tecnico Olivetti, gli ingegneri Vlakovic e l'architetto Morena. È necessario che i cittadini partecipino attivamente al progetto, sottolinea il sindaco nella nota, e che lo sentano come proprio. E così sarà. La proposta concreta passata questa mattina è stata infatti quella di posizionare uno schermo di presentazione a destra dell'entrata principale della sede del comune. La storia, il vissuto e l'anima della città e del suo rinnovo verranno mostrati attraverso un contenuto multimediale, il cui debutto è previsto per la giornata di martedì 23 marzo. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa 23:20 di oggi, giovedì 4 marzo 2021. Vi diamo appuntamento domani per la prima edizione di Linea Mattina 9:55. Con noi avremo come sempre l'appuntamento con Acquirenti, l'associazione, e avremo l'avvocato Barba che ci parlerà di importanti novità per quanto riguarda la telefonia. Dunque appuntamento domani 9:55 con la prima edizione di infofriulitv.net e lo spazio dedicato all'associazione Acquirenti. Buonanotte a tutti e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia.